Sì, cerco di accogliere la proposta di essere più rapidi in questa seconda parte della discussione di oggi, riprendendo alcuni temi che mi pare riconducano la questione ecomafie, illegalità ambientale, eccetera, a quello che potremmo, in senso lato, chiamare modello di organizzazione sociale produttiva, che sarebbe detto modello di sviluppo se ci fosse un qualche sviluppo alle viste e avesse dei caratteri definiti, no? E parto da una delle ultime cose che diceva adesso il Presidente di Legambiente, il tema delle regole e anche il tema delle cose che si fanno legalmente, perché non sempre la presenza di regole e anche l'inceità delle procedure attraverso le quali si prendono le decisioni garantiscono dall'impatto negativo di ciò che si decide, no? Noi abbiamo sul nostro territorio il Porto Marghera, è stato realizzato questo polo in modo lecito, una delle più celebri o famigerate regole inscritte nel piano regolatore generale del 62 dice esattamente questo, no? Nella zona industriale di Porto Marghera troveranno posto attività nocive alla salute umana, no? Emissioni che recano danno all'ambiente, è scritto così, non è una cosa nascosta, è scritto così, in un luogo che era non solo già allora nel cuore della Laguna di Venezia, ma al centro di una zona vastamente popolata. Quindi, non è solo illegalità e il sotterfugio che provocano un impatto a volte devastante, sono anche le scelte di fondo che sul territorio vengono compiute. Di qui la necessità di avere la capacità di sviluppare un'idea del territorio che abbia a che fare con, per citare il libro di Carlo Dono che fra poco interverrà, un'arte del governo del territorio in cui minoranze attive, lungimiranza della pubblica amministrazione, delle forze politiche e sociali garantiscono un'idea di organizzazione sociale, del modo di produrre, del modo di muoversi, del modo anche di smaltire i rifiuti che abbia uno sguardo ricco, uno sguardo appunto lungimirante, cosa che non sempre, per usare appunto un understatement, non sempre è stata garantita nel nostro paese e anche sul nostro territorio veneto e veneziano negli anni, anche tuttora, insomma, non dobbiamo, come è stato detto prima, esimerci dal partire da un'impostazione autocritica su questo. E a questo proposito vorrei aggiungere anche da una capacità di guardare dietro la superficie anche di fenomeni apparentemente virtuosi, no? Adesso si citava il caso della raccolta differenziata, per dire nel Veneto, regione di ciclona, è improbabile che dal ciclo dei rifiuti urbani, dato che lo sviluppo della differenziata ci tutela, generino percorsi illeciti. Io questo francamente lo direi per la provincia di Venezia, dove noi sappiamo non solo come viene raccolta la roba e come viene differenziata, ma dove va a finire, che è il punto fondamentale, perché ci sono province nel Veneto, anche comuni, che fanno l'80-90% di differenziata, ma non si sa dove va, non solo il 10 o 20% di indifferenziata, ma il sobballo dell'80, 70, 60 raccolto in modo differenziato, con il che noi avremo un 20, 30, 40, 50% tra sobballi e indifferenziati che non sappiamo dove vanno a finire, o meglio lo sappiamo, vanno nelle discariche del Veneto che infatti sono ai limiti del contenimento e del collasso, del resto del Veneto, intendo non nella provincia di Venezia, no? E una parte di quelli probabilmente ci dovremmo interrogare su dove vanno a finire. E su questo io vorrei, anzi chiederei a Legambiente un aiuto nel porre il problema di
questa storia che rischia di essere ormai una bubola, per cui i comuni di cicloni sono quelli che fanno l'80% o 70 in su della differenziata, dopo non si sa dove va a finire il suo sorvaglio, o meglio, di introdurre il criterio che da altre parti d'Europa si utilizza, non tanto di quanta raccolta differenziata fai, ma quanto ricicli. Primo, quanto investi sulla riduzione del rifiuto a monte. Secondo, certamente come raccogli in modo differenziato, con quale qualità, ma terzo, forse in realtà primo e ultimo per valutare davvero cosa succede, dove va a finire il rifiuto e in che misura lo ricicli. Puoi termovalorizzarlo, ok, meglio riportarlo a nuova vita il rifiuto, ma almeno sappiamo dove va a finire, no? Mettiamo sotto controllo, eccetera. Ma soprattutto riciclalo come nuova materia prima seconda, come si diceva prima, insomma, chiudi il ciclo dei rifiuti e apri un ciclo di nuova materia prima. Questo è il punto, perché noi rischiamo al Veneto nei prossimi mesi o nei prossimi anni di avere una nuova crisi dei rifiuti data dal fatto che le discariche vanno saturandosi e non si sa più dove mettere. Tanto è vero che la Regione, non più tardi della settimana scorsa o quell'altra, ha introdotto un principio che segnalerei per la sua pericolosità, cioè quello della possibilità di far migrare i rifiuti di provincia in provincia senza chiedersi permesso sostanzialmente, no? È una delle varie cose che ha introdotto a rischio, ma questa segnala il pertinente col nostro problema. Perché questo? Perché temono di non riuscire più a smaltire quella quota di rifiuti che sfugge alla capacità di essere risolta attraverso il modo attuale di fare differenziata. Altra questione, il ciclo del cemento come altro elemento portante sia del rischio illegalità e anche il riciclaggio, perché il cemento è notoriamente non solo un luogo in cui si seppelliscono cose che non si vuole far ritrovare, ma dove si raccolgono anche ricchezze, si lavano capitali fiorentini, eccetera. Il ciclo del cemento non è solo questo, nel Veneto è stato ed è anche uno dei principali fattori di sviluppo, nell'idea di sviluppo che ha dominato questa regione negli ultimi 30 anni. No? Espansione, cementificazione, urbanizzazione. Esasperato di recente dalla necessità che hanno le amministrazioni locali di investire per opere che non hanno più le risorse per fare e quindi di metterle in bilancio attraverso il pagamento di oneri di urbanizzazione. Per cui io comune strangolato, se non so più come fare un giardino, un asilo nido, un campo sportivo e similia, accetterò più di buon grado, anzi a volte stimolerò la trasformazione urbanistica del territorio messa in gara, affidata a chi ha interesse a investire in cambio di queste opere. Questo è un tema decisivo oggi, sia per quanto riguarda il consumo del territorio, la salvaguardia del paesaggio, sia per quanto riguarda la difesa dagli illeciti ambientali, dalla necessità di impedire forme di riciclaggio di capitali e anche di alterazione dei mercati locali, immobiliari, delle politiche urbanistiche, di infiltrazione nelle amministrazioni, di trasparenza, di democraticità reale delle amministrazioni. Perché la crisi che scaraventa sui comuni, sugli enti locali è un peso ormai insopportabile, una politica governativa che continua a essere centralistica e a sprangare i comuni, come è più di sempre, no, spinge a questa situazione. Comuni che sono la prima faccia dello Stato, della Repubblica sul territorio e quindi molto più raggiungibili della Regione, per non dire di Roma e delle sue articolazioni governative e parlamentari, e quindi subiscono la pressione dell'opinione pubblica, delle comunità, che questi problemi vivono e dunque possono essere, anzi sono senz'altro quotidianamente tentati di recuperare risorse per realizzare opere in questa maniera. Sto parlando solo di necessità limpide
perché se dovessi parlare del rischio e del sospetto che in questa situazione la corruttibilità della pubblica amministrazione aumenta, aprirei un altro capitolo, ma lo do per implicito. La tentazione e la vulnerabilità alla corruzione in questo quadro diventa a sua volta esasperata, ma anche limitata a dei dati, diciamo, oggettivi, insomma, anche senza prefigurare corruzione o concussione, insomma. La necessità per un territorio, per un'amministrazione di realizzare alcune opere fondamentali rischia di aprire ulteriormente la strada a questa penetrazione. Senza contare che l'idea dominante di sviluppo naturalmente esaspera questa spinta. La questione è anche quella dunque di sviluppare un'idea del governo del territorio, un'idea della comunità territoriale, del rapporto tra comunità e territorio, che mette in discussione questa visione di sviluppo in tutti i suoi aspetti. Non solo che non si ripetano scelleratezze come fu quel tipo di impostazione urbanistica e ambientale relativa a casi con Porto Marghera, ma anche perché non si persegue nella via di considerare l'urbanizzazione, la cementificazione del territorio, ancorché magari un po' imbellettata, eccetera, come l'unica strada per riaprire un ciclo di, come si dice per l'appunto, sviluppo o appunto di crescita, no, in questo paese, senza nessuna visione critica di cosa ciò abbia significato e possa tornare a significare. Quindi stiamo ragionando intorno a nodi che si portano a cuore delle scelte di fondo che questo paese dovrà fare nei prossimi anni. Parliamo di rifiuti, parliamo di cemento, parliamo di mafia, e anch'io condivido molto quando diceva Vittorio Quella oggi la mafia è tutt'altra cosa, non dobbiamo aspettarci quella cosa lì. Interviene su una grande intermediazione, un grande controllo dei mercati e poi lascia un po' fare sul territorio, anche se ovviamente ha bene a cuore e bene sott'occhio i propri affari, i propri business. Ma questo è un elemento non rassicurante. Un mercato illegale e una realtà criminale, per così dire, più democratica, no? Piena di soggetti tanti diversi che si disputano gli strati bassi, no? La bassa soglia del crimine, si tratti di rifiuti, si tratti di droga o di prostituzione o di pizzo o di cose di questo tipo, è un mercato molto inquietante, molto preoccupante, è un mercato che tende a riprodursi, esattamente come in un terreno vergine, no? Si buttano in tanti, la concorrenza moltiplica le opportunità, genera nuove iniziative ed è quello che per esempio nel mercato della droga è successo prima. Le grandi mafie controllano i livelli alti dell'intermediazione e giù piccole bande, piccoli gruppi, tanti singoli eccetera si disputano alla bassa soglia del crimine. Quindi le due cose ci dicono che dobbiamo tenere appunto molto sotto gli occhi il nostro territorio, lo sviluppo dell'osservatorio che serve per questo, l'intreccio tra istituzioni serve a questo e ripeto, tornando a quanto scrive Domino nel suo libro sul governo, sull'arte, sulla tecnica del governo, tenere sempre insieme minoranze attive, capacità di esplorare terreni nuovi, di avere lungimiranza da parte delle amministrazioni, significa avere questo sguardo che oggi è appunto necessario nei servizi, nelle istituzioni sul territorio.